Fine anno, insomma, è tempo di bilancio e oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha raccontato e illustrato tutti quelli che sono stati gli investimenti, gli interventi della nostra regione per migliorare i risultati, parlando soprattutto di quelli che sono interventi a lungo termine con questa prospettiva di lavoro di sistema piuttosto che non un super bonus o un'iniziativa immediata. Perché questa scelta? Perché vogliamo costruire, come abbiamo fatto in questi anni, il Friuli Venezia Giulia dandogli delle basi solide. Questo vuol dire non utilizzare semplicemente strumenti di propaganda che magari possono essere venduti facilmente ma che non danno stabilità. L'esempio che ho fatto, per esempio, è stato quello dei pannelli fotovoltaici e le batterie di accumulo. Abbiamo dato il bonus perché c'è stato il caro energia. Abbiamo detto alle famiglie investi con un contributo regionale alla tua abitazione, quella stabilità, per esempio, sul costo dell'energia ti verrà data per sempre con un abbattimento totale o parziale delle bollette. L'abbiamo fatto sulle famiglie, dove diamo i contributi non dei bonus, come c'era prima il bonus bebè, ma i contributi sugli asili nido, i contributi per le strutture stesse degli asili nido, per i centri estivi, per tutte le attività extrascolastiche, a cui si sommano due misure importantissime che abbiamo messo in campo da quest'anno, come per esempio il prestito per le giovani coppie che vogliono emanciparsi, mettere su famiglia, di 30.000 euro, che viene pagato dalla regione alla nascita del primo figlio per 15.000 euro, del secondo per 30.000 euro, oppure l'abbattimento del mutuo per chi fa il terzo figlio di 20.000 euro. Questo è un intervento importante che dà anche alle famiglie la possibilità di farsi una prospettiva per il futuro rispetto a un bonus immediato. Un altro intervento che riguarda anche la sostenibilità è quello sul trasporto pubblico, che ha avuto anche dei buoni risultati ed è un'azione effettivamente concreta per stimolare più persone a utilizzarlo. E che dura negli anni. Anche in questo caso abbattiamo il costo delle famiglie, penso lo sconto del 50% per il TPL per i ragazzi e le ragazze che vanno a scuola, in questo caso ovviamente una misura costante negli anni, non è un bonus, e che alleggerisce le famiglie e valorizza la mobilità pubblica e quindi abbatte anche l'impatto ambientale. Questo oltretutto si somma alle misure che sempre considera lo sconto del 50% per gli over 65. È vero, anche questo è un contributo importante proprio per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico senza dover ricorrere magari a grandi proclami, ma anche un altro aspetto importante riguarda le attività produttive e il territorio in un periodo, in un sistema di relazioni internazionali molto complesso che prima di tutto insomma si rispecchia su questo settore. Sì, le tensioni internazionali sicuramente condizioneranno il sistema economico europeo, italiano e del Friuli Venezia Giulia. Per questo abbiamo voluto potenziare moltissimo tutte le politiche, penso per esempio sui prestiti agevolati per i crediti per le imprese e pensi che nel sistema delle attività produttive e del turismo aumentiamo le risorse rispetto allo scorso anno quasi del 43%. Tantissime risorse in più proprio per cercare di dare gli ombrelli rispetto a delle nubi che si vedono all'orizzonte. Noi non possiamo ovviamente condizionare la politica globale e tutte le previsioni ci parlano di nubi, ma noi vogliamo dare la certezza alle nostre imprese e ai nostri cittadini che la Regione fornisce gli ombrelli per avere fiducia nel futuro. E tra l'altro insomma questi interventi hanno anche portato degli ottimi risultati con dei dati di turismo che la Regione non aveva mai toccato, con 10 milioni di presenze in Friuli Venezia Giulia. Se abbiamo superato i 10 milioni, record storico, e questo è particolarmente interessante soprattutto perché se nel 2022 avevamo avuto un aumento importante, ma tutta Italia aveva avuto un aumento importante, quindi era un trend di crescita per tutti, nel 2023 siamo riusciti ad aumentare il turismo, malgrado in Italia invece ci sia stata una contrazione. Noi abbiamo aumentato del 2%, l'Italia è scesa dell'1, quasi 1,5%, che è molto più complicato, perché quando c'è un trend positivo è più facile salire. Quando invece c'è un trend negativo, mettere in campo politiche anticicliche per avere risultati positivi, malgrado il contesto negativo, è molto più complicato e ce l'abbiamo fatta. È vero, proprio così, grande attenzione anche alla salute, politiche sociali, disabilità, grazie anche al piano operativo regionale col PNRR, come sono state utilizzate le risorse. Tra l'altro la Regione è anche una di quelle che ha saputo meglio dialogare e illustrare i suoi risultati a livello di contributi europei. Sì, devo dire che anche in questo caso la messa a terra del PNRR in sanità e non solo ci mette ai vertici. Sicuramente la sfida è ancora molto importante perché entro il 2026 dobbiamo completare tutte le opere, ma ci mette ai vertici a livello nazionale. E sulla sanità poi voglio ricordare che abbiamo aggiunto quest'anno 285 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, una cifra importantissima che aumenta quasi del 10% la disponibilità
proprio per dire che sulla sanità vogliamo investire e migliorare. Non bastano le risorse, dovremo fare anche delle scelte importanti, però rispetto a chi racconta che si taglia la sanità pubblica, i numeri che sto dicendo contrastano questo racconto falso dei fatti. Insomma, iniziative che hanno dimostrato i loro risultati, quindi vi stanno dicendo che state percorrendo la strada giusta, ma hanno contribuito anche, ad esempio, la riduzione del versamento dei patti finanziari, che quindi hanno dimezzato il versamento della Regione. Sì, i patti finanziari sono stati una leva importante che ci ha permesso di avere più disponibilità, ma anche di mettere in moto un processo virtuoso, ovvero quelle risorse le abbiamo investite per far crescere il territorio. Questo cosa ha portato? Più ricchezza per imprese, lavoratori e famiglie ovviamente, ma anche maggiori introiti per la Regione, perché se la Regione cresce e c'è più produzione, la Regione incassa di più e quindi può fare più politiche sociali, più politiche per dare risposte ai cittadini. Per questo parlo di processo virtuoso, perché le risorse investite bene sono risorse che creano crescita e la crescita crea maggiori risorse per il pubblico, che quindi può portare avanti delle politiche più consistenti. Sarà uno scenario internazionale che sicuramente continuerà a essere complesso, però insomma la Regione sta dando il massimo proprio in questo ambito, anche lavorando di sistema, e questo è un aspetto importante che porterete avanti anche nel 2024. Sì, io penso che il segreto anche dei numeri importanti che Regione si è garantita, della crescita che ha garantito malgrado quelle difficoltà internazionali che ci sono state e ci saranno, è stato proprio perché un sistema si è mosso insieme, non soltanto le istituzioni, ma penso appunto al mondo delle imprese, penso alla rappresentanza sindacale, penso a tutto il volontariato, sono stati in grado di dare le risposte. Quando un sistema si muove insieme è un sistema che difficilmente fallisce. E allora, Governatore, lasciamo parlare lei direttamente con i nostri ascoltatori per quello che potrebbe essere un augurio di Natale e per il prossimo anno, ovviamente dal Governatore ma anche da tutta la Giunta regionale. Io mi auguro e faccio gli auguri a tutti i cittadini di questa Regione che malgrado quelle difficoltà di cui abbiamo parlato, il 2024 possa far continuare a vedere il Friuli Venezia Giulia, il sistema della nostra regione, continuare a crescere. Questo lo possiamo fare non semplicemente con un auspicio, ma con l'impegno di ognuno. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile, consapevoli degli errori che possiamo fare, ma anche consapevoli che gli errori bisogna correggerli per migliorare la situazione. Se tutti ci muoviamo in questa direzione, sono convinto che il 2024, malgrado queste enormi sfide, possa essere un anno positivo esattamente come è stato il 2023. Allora grazie e tanti auguri. Grazie mille a voi e auguri di Santo Natale a tutti.